Allora commentiamo la partita con Alessandro Cupisti, possiamo dire buona, buonissima la prima, una squadra messa in campo che ha dato una prestazione veramente degna del nome e dell'allenatore che la presiede. Io direi che è stata una buona partita, corretta da ambedue le squadre dove hanno giocato hockey. Poi noi abbiamo avuto la fortuna e la bravura di fare gol subito all'inizio. Poi insomma abbiamo tenuto tutto il primo tempo botta, che era importante, capito? Poi nei momenti di difficoltà sono stati bravi i miei ragazzi a non perdere la testa e poi ci vuole anche il pizzico di fortuna perché magari prendi una traversa anche se l'abbiamo presa dopo noi, però nei momenti lì sono importanti. Sì, sì, E quando senza abbiamo dubbio. avuto un po' più di spazio nelle ripartenze abbiamo fatto male, ecco, abbiamo chiuso la partita. Ecco, Però è, molto male perché anche quel cinismo di andare a conclusione e buttarla dentro, come si dice, insomma, ci vuole e da parte vostra c'è stato. Sì, no, ma c'è stata la bravura di tutti i ragazzi, perché come vede noi non va in gol solo uno, ma vanno in gol un po' tutti. Quindi questa è la nostra forza e la nostra mentalità. Noi sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare per raggiungere dei traguardi importanti che la società mi aveva chiesto e ci stiamo provando. L'importante è che i giocatori che sono da me da 2 anni in questo momento sono cresciuti molto e sono anche pronti per il salto di categoria. Certamente, quindi le aspettative per questo campionato allora, Alessandro? Ma noi, ho detto, noi giochiamo per vincere tutte le partite, poi so benissimo che poi anche col mercato cambiato a gennaio e tutto il resto, ci sono squadre più attrezzate di noi, ma noi abbiamo voglia di far molto molto bene, guarderemo dove si arriva. I giocatori sanno che devono avere la mentalità che ogni partita è una finale. Esatto. E vista la prestazione di questa sera, posso solo augurarti un grosso in bocca al lupo Grazie a voi. e grazie anche a te. Grazie.